Roosevelt è famoso per due canzoni, dell'epoca, ovviamente l'epoca festivaliera. Una adesso ve la presento e poi ve la presento subito dopo l'altra. La prima è Indifferentemente, scritta da Martucci Mazzocco, 1963. L'altro interprete era... Sì, no, voglio solo chiudere e poi lascio la parola, perché pure tenga vicino una cosa. Mario Abbate era l'altro. Ragazzi, ascoltate bene però questa versione, perché si differenzia dall'altra, di quella di Mario Abbate, perché questa è fatta con maggiore quinta. Sì, tanto è vero che lui usa una maggiore articolazione delle consonanti. Lui, per dare un po' più di grinta, di forza, pronuncia un po' più le consonanti e davvero sentite in certi momenti che la canzone graffia un po' più. Prego, prima dice lui una cosa e poi io dico una cosa e poi la sua conferma, perché io so una storia su questa canzone. Indifferentemente, praticamente non era una canzone che dovevo cantare io, e questo lo sanno pochi. Salvatore Mazzocco, praticamente quando io ho fatto Mare Verde nel 61, anticipa la canzone. Salvatore Mazzocco sentì questa Mare Verde scritta da un grandissimo Giuseppe Marotti, che praticamente prima di questo Mare Verde avesse fatto Braccia a te. Mamma mia. Questo Salvatore, con musica di buona fede. E allora Mazzocco disse, era il 61, poi il 62 ho cantato a settembre con me di Vian al Festival di Napoli, e poi Mazzocco nel 62 ha detto l'anno prossimo io farò una canzone per te. Però io non sapevo che fosse Indifferentemente, e in coppa a questa Indifferentemente ci seguono 10 cantanti del nord addirittura, compreso Johnny Dorella, Claudio Villa eccetera. Lui abitava al Corso Garibaldi a Napoli. Io che cosa ho fatto di notte? Non ci facevo mai acchiappare questo Salvatore Mazzocco, perché il portiere gli diceva guardate che è venuto Mario Trevi, è stato 1 o 2 ore qua sotto, e lui si ritirava così tardi e diceva che se si stanca se ne va. Io ho fatto una pazzia. C'erano i famosi palazzi antichi, ricordate che lì là che si chiudeva il portoncino alla sera, poi il portiere chiudeva, dopodiché non voleva sapere più niente. Questo se n'è andato, io mi sono passato in Castuviale, ero abitato in questo Mazzocco, scultore, e mi sono nascosto a Reta Naviante. Tata Migris, no? Si è ritirato alle 2:30 di notte. Gli ha detto, Salvatore dove trovavo sul treno? Ma che bello! Mi era la canzone a me. Domani mattina sorriso e canzone ma trovando gli abbinamenti. Tu rimani al mattino, vieni con me e andiamo alla stampa mattina e andiamo a dire l'accoppiamento, perché ci stanno Mario Abbate e poi di là non si sapeva se era Robertino, Giorni Dorella e cose. E così nacque questa Indifferentemente. Quando abbiamo vinto il secondo premio al Festival di Napoli, Mario Abbate abbiamo cantato la canzone Se sta andando, bello come da mezzo, ha messo insomma un 13, se ne sta e hanno pronunciato insomma secondo classificato Indifferentemente. Mario Abbate, dove sta Mario Abbate, chiappa Mario Abbate insomma si è sentito un poco male, nel senso, ma è possibile che ci dice, perché il popolo dice sempre, poverino, è sfortunato Mario Abbate, non dice mai in un festival, e lui non ci credeva. Quando abbiamo fatto questa canzone abbiamo vinto il secondo premio. L'indomani ci hanno chiamato Coppa a un paese, si chiamava, mi sembra, Casaluce, una cosa del genere, nell'Avessano. La gente ci correva a piedi. Allora ho detto, ma forse ci vuole una matta, ci vuole una mano. A un certo punto abbiamo sentito che diceva la gente, no, fermate, non dire che voi siete stati vincitori, che gli Manolo hanno rubato il festival. E chi vinse? Vinse Yammi A con Claudio Villa e Maria Paris. Una canzone che nessuno di voi la conosce. No, non è andato nemmeno scritto nei miei annali. Differentemente è diventato un lasciamo stare. Pensate che quanto a me non lo conoscono,
Allora Rick, chi si lo conosce, come Mario Teo, Rick, molto piacere, differente. La cantano tutti, dai, ci si più grandi. Addirittura Lina. Allora invece vi voglio raccontare un altro caso e poi voglio la conferma del maestro, o da se il maestro non lo sa, perché io questa notizia l'ho saputa direttamente dalla moglie del grande Peppino Russo. Italia. Esatto. Sì, a riunione amicizia. Io sono stato a casa di questa signora e ho visto lo spartito, anzi il testo, Sì, perché le parole non le ha scritte Martucci. Io non lo volevo dire, non lo volevo dire perché se no, sai, si può anche offendere, diciamo, perché c'era la legge delle 3 canzoni. Si dice a Napoli il nero sul bianco conta. Ma voi pensate che a un certo punto, indifferentemente, dice se tu Maccino non devi dire. Esatto. Ve lo l'avremmo mai messo. E allora, che cosa è successo? Che Peppino Russo, noi chiamiamo Peppino Russo, era l'autore, ha detto vicino a Martucci, ha detto, guarda che non è buono questa cosa qua, se tu Maccino non devi niente, ma con me che lo uccide, e che la dice quando che se l'ha ucciso? Non può dire niente perché è morto. È vero. E Martucci ha detto è una licenza poetica. E l'ha chiamata licenza poetica, perché nel nostro ambiente, penso che voi lo sapete, esiste la famosa licenza poetica. Il poeta, porto un esempio molto, mi piace parlare con voi perché siete molto attenti. Il signor, come si chiamava, il grande autore, Quali canzoni? che le ha fatti ciumma, dimmi, voglio... Bonagur. Bonaventura. Enzo Bonaventura, va bene? Bonaventura Critica a un certo momento, musicalmente vi rivolgo a voi musicisti, critica a un certo punto, Schum chiude dicendo da 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 di da 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 di da, che si sarà rubato la lirica, da 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 di da da, papam, chi l'ha fatto in fondo mare Sanremo su cor. Non so quante battute, ma se no veniva denunciato. E quello si chiamano licenze poetiche. E quando lui ha detto questa è una licenza poetica, Peppino Russo si è stato zitto, tanto che io ho detto, Peppino, ma tu hai collaborato pure tu, che c'è stato pure 4 versi dei tuoi. Dice no, ma non metti a chiacchierare, versi miei, versi tui. No, poi lui già aveva presentato 3 canzoni, perché c'era la regola che più di 3 canzoni come autore non si poteva presentare. Allora lui disse, per me questo testo è valido, però non sono d'accordo, anche perché c'è pure un'altra versione, lui era molto religioso. Allora questo fatto, se tu maccire, lui non era davvero, lui era una cosa che non poteva sopportare. E allora lui alzò le mani, disse allora filmalo tu, è stato buono. E diventò come regola praticamente indifferentemente fosse versi di Martucci, Giuseppe Russo. Esatto. E musica di Mazzoni. Però non si poteva mettere. è andata. Esatto. Ragazzi, è sentito questa canzone.